In marcia lungo le strade del centro e sul piatto della protesta ci sono temi caldi. La rete degli studenti medi in corteo a Treviso, come in tutte le piazze d'Italia e del Veneto, nella giornata della manifestazione che punta il dito contro le tante piaghe del sistema, non solo scolastico. I prezzi del trasporto pubblico giudicati insostenibili e il sovraffollamento spingono a chiedere un biglietto unico, calmierato e più corse. Poi c'è il tema dell'alternanza scuola-lavoro, strumento, accusano, che rischia di trasformarsi in sfruttamento e non formazione. Ma c'è spazio anche per la lotta al razzismo e per l'integrazione, pieno sostegno alla legge sullo Ius Soli. Nel corso della manifestazione gli studenti con un blitz hanno anche attaccato uno striscione davanti al Duomo per ricordare quando lo scorso anno fu vietato loro di passare proprio lì davanti in occasione del Gay Pride, uno striscione subito tolto dalla Digos che seguiva la manifestazione.